Una famiglia tiene un pappagallo in casa. Questo pappagallo si mette a telefono ogni tanto e fa delle lunghe conversazioni a telefono. Arriva la bolletta e sta bolletta è salatissima. E un padrone che fa? Acchiappa il pappagallo e dice: "Ah, tu così ha combinato, mi ha fatto sto agio." O piglio, mette, ci fa una croce di legna e lo mette in coppa la croce inghiovettato. Io metto fuori il barcone, cioè così stavo un mese a sta fuori il barcone inghiuato in faccia la croce. Un giorno il pappagallo prende passa la processione, passa la processione e c'erano delle persone che portavano il crocifisso con Gesù alto sulla croce. Un pappagallo prende a Gesù Cristo in faccia la croce, strillava vicino a chi che portava la croce, dice: "Giovinò, Giovinò." E chi si insultava: "Oh zii, a quanto tempo sta chi sta coppa la croce?" Dice: "Sono centinaia di anni." Ah, faccio calziaro a telefonate chiste.